Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal Palacus di Cagliari grazie alle immagini di Francesca Sini per raccontarvi la sfida tra l'Industrial Point Cagliari e il Real 5 Rho, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Tutto pronto, si parte con il calcio d'inizio battuto dal Real 5 Rho, con Tumiatti a chiamare un altro schema. Attenzione alla palla alta per Rappa, invece si va a sotterra da Pancera e poi Rappa che trova Droschi, punisce in area di rigore sugli sviluppi di questo calcio d'angolo Nicolas Droschi. Frattini, Azzeni, Farina. Nuovamente Azzeni fa girare il pallone il Cagliari, Azzeni, passaggio intercettato da Tumiatti, ancora Tumiatti ad insistere dopo la respinta, palla che resta lì, quattrone, Messineo, Cossu non basta per il miracolo e 2-0 Real 5 Rho. Ne approfitta Messineo che chiude alla perfezione questa azione offensiva dopo il recupero palla. E attenzione alla ripartenza del Real 5 Rho che rischia tantissimo con Azzeni, rimasto solo dall'altra parte, opportunità clamorosa per Azzeni e poi qui c'è il rosso per Cerizza che imita Carfi, espulso una settimana fa allo stesso modo il portiere del Real 5 Rho, fa lo stesso Luca Cerizza, parata fuori dall'area di rigore e cartellino rosso. Si riparte dopo il time out, palla subito lunga, c'è addirittura il gol del 3-0 in inferiorità numerica del Real 5 Rho, esultanza alla nostra telecamera per Gabriele Tumiatti, palla per Cammara, c'è la chiusura di Farina, Azzeni completamente solo, Azzeni la riapre l'Industrial Point Cagliari con il gol dell'1-3 firmato da Matteo Azzeni. Frattini, cioè il spazio è per il tacco di Claudio Cossu, rientra definitivamente in partita l'Industrial Point Cagliari con il portiere di movimento, è 2-3, già chiamato il time out Renato Fracci per sistemare la difesa in inferiorità numerica. Qui attenzione a Frattini tra le linee, trova Azzeni, ancora Azzeni in possesso, non calcia, poi c'è il fallo, attenzione qui al colore del cartellino che è giallo, ma era già stato ammonito Azzeni per simulazione e quindi è comunque rosso per il numero 11. Frattini vuole il passaggio per Cossu per chiuderla, trova il gol della sua metà campo Matteo Pizzo, 2-4, 1 minuto e 4 secondi dalla fine del match. Intas perde palla, ancora Frattini ad intervenire, rimpallo che favorisce l'Intas, la tiene in campo, l'Intas colpisce Casta in pieno volto, palla che non esce, Frattini sterzata per Cossu a 19 secondi dalla sirena, ancora Claudio Cossu con la doppietta che vale il 3-4, c'è ancora da giocare al Palacus. Frattini 3 secondi, il tiro da metà campo, suona la sirena, c'è il cartellino di Messineo, allora non è finita. Non è finita, è stato fischiato un cartellino giallo per Messineo che era già stato ammonito, quindi rosso per il numero 9, terzo espulso della partita. E anche con uno in meno Real 5 Rho. Il tiro, la parata e non c'è più tempo sulla sirena, la parata di Quinto sulla botta di l'Intas a salvare la vittoria. Il Real 5 Rho vince a Cagliari 4-3 con tanta sofferenza.